Incontro martedì 1 settembre a Taglio di Po tra i responsabili tecnici dell'amministrazione comunale e una delegazione del Politecnico di Milano. Ci facciamo spiegare dall'assessore ai lavori pubblici del comune di Taglio di Po, Davide Marangoni, le finalità di questo interessantissimo progetto di ristrutturazione. Considerato la complessità dell'intervento di ristrutturazione, abbiamo deciso di avvalerci del supporto scientifico del Politecnico di Milano, che attraverso l'uso di una tecnologia informatica di nuova generazione, che in gergo tecnico si chiama BIM, ci consentirà di superare diverse inefficienze legate al metodo progettuale tradizionale, permettendo così una riduzione degli errori tra fase di progettazione e quella di cantiere e quindi anche una riduzione dei costi. Il Politecnico di Milano, soprattutto in questo campo, è all'avanguardia e rappresenta un'importante eccellenza italiana e per questo motivo abbiamo deciso di contattarlo. Questa scelta consentirà così di avvalerci non solo del supporto tecnologico, che in questo caso è fondamentale, ma anche di disporre di diverse figure specialistiche che daranno supporto al nostro ufficio tecnico comunale in fase di progettazione. In questo momento mi ha raggiunto l'architetto Massimo Ferrari, che è docente al Politecnico, che adesso illustrerà anche il supporto che il Politecnico darà alla nostra struttura tecnica comunale. Sì, grazie. Io sono Massimo Ferrari, sono docente al Politecnico di Milano, ma non è tanto la mia figura che del coordinatore responsabile scientifico di questa operazione, ma sono una serie di docenti che sono tutti professori del Politecnico che presteranno la loro opera, la loro conoscenza per la riqualificazione e l'efficientamento energetico. Il Politecnico non è nuovo a queste iniziative, siamo contenti e per noi è una buona occasione per misurare praticamente la teoria che studiamo e insegniamo agli studenti in un caso concreto, attraverso un caso concreto. Quindi la possibilità è quella di confrontarci su una scuola che ha bisogno, dopo tanti anni, una riqualificazione e avere le competenze di differenti figure professionali, e quindi il tentativo che vorremmo fare e che vogliamo riuscire a fare è quello di riqualificare in tutti i sensi la scuola, non ultimo quello della riprogrammazione degli spazi, e quindi la possibilità di intervenire anche assieme alla dirigenza della scuola e assieme all'amministrazione a una riqualificazione dell'uso pedagogico degli spazi. Quindi abbiamo detto strutture, abbiamo detto impianti, ma abbiamo detto anche ripensare gli spazi per la DIN.